26esima giornata del campionato di prima categoria C. Il Negrotto di San Rico è pronto a ospitare il big match tra San Cipriano e San Gottardo. I ragazzi di mister Stevano in completo blu vorrebbero dare continuità all'invidiabile statistica di 10 vittorie casalinghe su 12 disponibili per cercare di tenere testa all'armata Moconesi, ma dall'altra parte del campo i biancorossi, oggi orfani dello squalificato Belfiore, sono agguerriti più che mai, dato che l'inquietante aspetto dei play-out non è ancora estinto. Pronti via e sintesi che parte al minuto 16 quando Carlevaro serve in profondità per un lanciatissimo di Somma che insacca di potenza. La giro dei tifosi si trasforma presto in malcontento perché per l'arbitro vi era una dubbia posizione di offside. Tutto da rifare. Passano 10 minuti ed è sempre di Somma sotto i riflettori con un'insidiosa punizione dalla mattonella dei 20 metri. Il tiro a effetto sembra andare in porta ma la palla si limita a fare la barba al palo. Arriviamo così a ridosso della chiusura di frazione quando il San Gottardo si avvicina per la prima volta all'area avversaria e lo fa con un cambio fascia di Pagano. Spinetti mette giù con la testa, scatta e trafigge lo russo con un tagliente diagonale. 1-0 ma il Sanci non ci sta. Mister Stevano rivoluziona le posizioni in campo dei suoi e Carlevaro, ora sulla destra, riesce a mettere in mezzo ma Giuri si inciampa nel momento cruciale e Tovani controlla la palla sul fondo. La partita si incendia poco prima di andare negli spogliatoi e la scintilla nasce dai piedi di Rizquai. Il numero 10 buca la difesa e con un cross rasoterra dà un suggerimento perfetto a Vianello che sotto porta si limita soltanto a deviare in rete con il sinistro. Si va a riposo quindi sul parziale di 1-1 ma grazie alle immagini al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa che si rivela sin da subito scoppiettante. Vianello veste i panni dell'assistman e crossa dalla sinistra per Rizquai. La copertura della difesa biancorossa non è sufficiente perché il destro del centrocampista scuote per seconda volta la rete protetta da Tovani. I padroni di casa non mollano mai e riescono a trovare il tris. Di Somma verticalizza e anche in questa occasione il reparto arretrato ospite deve fare mea culpa perché Vassallo si trova tutto da solo e questa svista permette alla seconda punta classe 1992 di realizzare l'ottavo sigillo stagionale. L'immediata conseguenza del 3-1 è un rallentamento dei ritmi della partita e un nuovo spunto dal San Gottardo lo si registra al 28esimo con il calcio piazzato dall'estrema destra di Spinetti, ma la sua conclusione si impenna e la sfera supera ampiamente la traversa. La legge gol sbagliato gol subito non si smentisce mai e allora arriviamo al 32esimo quando sugli sviluppi di un corner di Somma la palla si allontana dall'area. Rossin prova il tutto e per tutto con questa deliziosa volée dal limite che lascia di stucco Tovani ed entra direttamente in porta. Partita finita? Assolutamente no, perché a 3 minuti dal termine Di Somma permette l'inserimento su corridoio centrale di Rizquai che nell'1 contro 1 riesce a scartare Tovani e a trovare la via che porterà a quello che sarà il definitivo 5-1 per i padroni di casa. Il San Cipriano cala il pokerissimo e non molla la testa della classifica. Il tour de force per i ragazzi di mister Lamuedra non è ancora finito perché domenica prossima sul terreno di Molassana i biancorossi incontreranno il Borzoli.